Ciao a tutti, oggi vi raccontiamo una storia davvero speciale che arriva da un posto molto antico. Siamo in Sardegna, un'isola piena di misteri e tradizioni, e in particolare andiamo a parlare del nuraghe di Cabras. Un nuraghe è una costruzione davvero unica e il nuraghe di Cabras è uno dei più interessanti. Siete pronti? Ehi, aspetta, prima di tutto, che cos'è un nuraghe? Forse qualcuno non lo sa. Un nuraghe è una specie di torre fatta di pietre, costruita dai nuragici, un popolo che viveva in Sardegna. Tantissimi anni fa, più di 3000 anni fa, sono costruzioni molto particolari, con una forma rotonda e alta, che servivano per difendersi, ma anche per fare cerimonie speciali. Il nuraghe di Cabras è uno di questi. Sì, il nuraghe di Cabras si trova vicino al paese di Cabras, che si trova sulla costa ovest della Sardegna, proprio vicino al mare. Questo posto è speciale non solo per il nuraghe, ma anche per tutto quello che c'è intorno. Oltre al nuraghe ci sono tanti altri luoghi interessanti, come lo stagno di Cabras, famoso per le sue acque e per i fenicotteri rosa che ci vivono. E quando visiti questo posto puoi anche scoprire tante altre antiche rovine, come dei templi e delle tombe. Ehi, parliamo un po' del nuraghe di Cabras. È davvero impressionante. Il nuraghe è composto da un grande muro circolare, costruito con enormi pietre, e dentro ci sono delle stanze che erano usate dagli abitanti di quel tempo. Non si sa esattamente cosa fecero dentro, ma si pensa che fosse un posto dove vivevano o si rifugiavano in caso di attacchi. È come una piccola città nel cuore di una montagna di pietra. Sì, e c'è anche una parte molto interessante del nuraghe di Cabras, le torri. Alcuni nuraghi avevano più di una torre che serviva a difendersi meglio. Immaginate che se arrivava qualcuno a cercare di attaccare, chi era dentro poteva salire nelle torri e vedere tutto quello che c'era attorno. In questo modo potevano prepararsi e non farsi sorprendere. Poi c'è una cosa davvero affascinante: gli scavi archeologici. Gli archeologi hanno trovato tantissimi oggetti che raccontano come vivevano i nuragici. Hanno trovato vasi, utensili, armi e persino delle statue misteriose. Una delle cose più curiose è il gigante di Monte Brahma, che è una statua molto grande che sembra rappresentare un guerriero. Questi giganti di pietra sono stati trovati non lontano da Cabras. Sono davvero un segreto della Sardegna. Esatto, e la cosa che rende ancora più misterioso questo nuraghe è che nessuno sa esattamente come siano riusciti a costruirlo. Le pietre sono così grandi e pesanti che sembrano impossibili da muovere senza le moderne macchine. E più di 3000 anni fa i nuragici sono riusciti a costruirle. C'è chi dice che avevano tecniche speciali, ma ancora oggi è un grande mistero. E anche se non sappiamo tutto, il nuraghe di Cabras è un simbolo di quanto fosse avanzata la civiltà nuragica. Pensate che in Sardegna ci sono più di 7000 nuraghi sparsi per l'isola e ognuno di loro ha una storia da raccontare. Sì, è un posto magico dove il passato e il presente si incontrano. E chissà, magari proprio lì, mentre siete al nuraghe di Cabras, potreste sentire qualche storia segreta sussurrata dal vento. Ecco, ora che vi abbiamo raccontato un po' di cose sul nuraghe di Cabras, speriamo che vi venga voglia di visitarlo un giorno e scoprire tutto da soli. La Sardegna è piena di misteri da salvare. Esatto, e se volete
potete anche immaginare di essere dei piccoli archeologi pronti a scoprire nuovi segreti nascosti tra le pietre. Passate anche nel nostro museo. Un saluto da tutti noi. Speriamo che vi sia piaciuto questo viaggio nel tempo. Alla prossima! Ciao ciao!